Tera, veš, kaj je to meja? Ne. Kaj se ti pa zdi, da bi lahko bilo? Kamen. Kamen je meja? Ja. Točno. Res? Ja. A je voda meja? Ja. Morje je meja? Ja. A misliš, da vejo ptice, kaj je meja? Ne. Kako pa ti veš, kaj je meja? Ja, ker sem človek. Dobro jutro, Margareta, u tvom vrtu ruža cvjeta. Vraća ti se, Margareta, vraća ti se onaj svijeta. Prvi hrvatski film u povijesti X u kinematografiji koji pomiče granice zbilje javesna, mita, teza, zamjena teza, fraza i parafraza. Film hibrid žanrova, film fikcije i faktografije, i igran, i dokumentaran, i tužan, i smiješan. Film visoka modna napetost, prvi je blockbuster. Produkcijske kuće Zona Sova, nastao bez pomoći ljevice, desnice, crne banke, gay lobija, velikih i malih sila i multinacionalnih korporacija. Prvi domaći film o 3 brata i 3 posve različita svemira i jednom kraju svijeta. Plus priče o obitelji, ambiciji, politici, natalitetu, kriminalu i obitelji koja to više ne želi biti i obitelji koja će to tek postati. Mišo Mihoćević, Miran Kurspahić, Stipe Mesić, Bojana Petrović, Marijana Mikulić, Mio Jurišić, Marija Škaričić, Goran i Bojan Navojec. Film visoka modna napetost ubija poput pušenja i stvara tešku ovisnost. Nemojte ni počinjati gledati ako niste spremni gledati ga ponovo. Ovdje svjetionik jugo. Za indikacije, kontraindikacije i nuspojave, neželjene posljedice kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika. Primam SOS signal. Obavezno gledati na dobrim zvučnicima. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
sta? Vignese la salute, l'acqua se funerale. Non sai come si chiama la tua malattia? Amore, no, testa di cazzo. Se proprio Posso almeno andare al bagno? La tavoletta. La mangio la tavoletta. Signor Bressan. La zia Anna non c'è più. Ania. Ania Kovacci. Io la chiamavo Anna, va bene? Ma è scemo? Ma lo colpisci sempre. Con l'estrema frequenza. Come dite voi ragazzi? Non sbaglio, eh? Un'epifania. Un'epifania. Concentration. Mio nome presteso è Zoran Spazzapan. Chiamati come vuoi, l'importante è che devi stare muto. Ma credi che basti vincere 4 salami per farmi contento? Come fai a occuparti di un ragazzino come Zoran? Rifletti? Ma se fosse questa la mia ultima possibilità? Grazie nipote!